No, I'm not a writer. Occhio il CP che fa il ponte della morte. Ucciuccio, guarda, guarda che brava, che brava. Che c'è anche quella casetta là per gli avvistamenti. Qua hanno messo anche il Cristo, mettono nel recinto come le mucche. Porco cane, recintano tutto qua. Qua qualcuno c'è andato anche a impantanarsi un po' con la macchina qua. Guarda che roba. Sembrano mica impronte di trattore queste. No, macchina, guarda qua. Anche bravi. Non so neanche se segnartelo, cioè non ha neanche senso, perché come ti dicevo prima è un po' ovunque così, no? Cioè la Slovenia non è che dici c'è questo sentiero più bello dell'altro, cioè sono quasi tutti così. Dopo ovviamente ci sono le cose particolari tipo le grotte, i fiumi eccetera, allora lì sì ti ho fatto le puntine e tutto quanto, ma per il resto percorsi così messi nel verde, nelle vallate è normale, e questa è la Slovenia. Quindi mio consiglio, prenditi sulla mountain bike, vieni in macchina, in camper, in quello che vuoi e via. Ecco cosa devo trovare tra i miei prossimi gadget: i lacci per la mountain bike, che già ho con le fibbie, a sgancio rapido. Cioè qualcosa per ogni volta non star là 3 ore con sta mountain bike ogni volta, attacca, stacca. CP, 30 metri, occhio, fermo qua, vedi? Così se ti interessa fare proprio lo stesso identico percorso che ho fatto io, metti in pausa il video, qui hai il nome del cimitero e queste sono le coordinate GPS. Le puoi scrivere su Google Maps, premere invio e ti porta al punto preciso, che dovrebbe essere di qua però. CP 30, ma dove costruiscono i cimiteri sti qua? Ho detto 30 metri di qua, andiamo a vedere di qua, dai. Ah, vuoi vedere che è il Cristo là? Eh sì, 30 metri. Eccoci, ah qui Emi, mamma mia, ecco perché hanno recintato, perché c'è il burrone qua. CP, che roba, vieni qui subito al guinzaglio, mamma mia, vieni qui che te sei un cane un po' stupidino, fermali, ti conosco io. Ma che razza di burrone? Oh, cavolo, andiamo CP che qua ci crolla la terra, cazzo è, ci crolla la terra, andiamo sotto noi qua. Però sto cimitero sarà dentro di là. Vabbè, dai, siamo anche con le pantaloni corti a rischio zecche, perché qua ci sono anche tante mucche, quindi vai mona, proviamo a vedere se è di là, se no nada. Saluto cordiali, adesso possiamo rimollare CP e andiamo. Porca troia, dove li costruivano i cimiteri? Cioè qua se ti stava sulle balle qualcuno praticamente morivi, così dopo dicevi adesso mi portate la bara fin là sopra. Porca troia, ci sono queste cose CP che io e te non capiamo. Vero che non capiamo io e te, non capiamo un cazzo io e te. Beh, 30 metri non sono pochi, ma neanche così tanti, quindi deve essere per forza qui. Non vedo altra solution. Però anche che adesso mi hanno rotto le balle, io torno indietro. Senti i CP. Adesso viene fuori l'orso, beh insomma, dai, aspetta va. Non parliamo troppo perché insomma sono zone anche un po' isolate queste, quindi può anche essere. L'unica fregata dell'orso, che non dobbiamo avere paura, è che fai 50 all'ora, quello è. Quindi ora che abbiamo fatto la sosta con CP qua, cosa dici? Ti sei messo anche il fiorellino? Che elegante che sei, cos'è? Ah, un trifoglio, che bello, hai trovato il trifoglio Emi, te lo lascio, sì, tieni. Cosa hai trovato? Hai trovato un qualcosa? Una preda slava? Questo cane che trova le cose. Ora mi sento molto più tranquillo. Ho mollato un ruto che dovrebbe aver messo le cose in chiaro con gli orsi. Sì, poi loro sentono e dicono la troia. Questo qua è una roba a livello pro, stiamo attenti. Falco anche lì. Non lo so, muove le ali troppo velocemente. Posto CP, hanno usato tutto. Bravo CP. E mi ascolta, andiamo a trovare queste waki, o sarai mica razzista anche con le waki perché sono cose, sono marroni, no? Wake, stiamo arrivando, buttate sul caffè, ok? Dai, qui tutte quante, dai, eccola, brave, molto brave, dai, che ci conosciamo, ci annusiamo,
con le debite distanze, perché c'è il piccio di elettrificato, no? Allora adesso facciamo, dai, venghino, i vitellini, che belli, aspetta che teniamo legato bene il CP. Ciao belle wacche, che gentili che siete venuti a trovarci. Guardate, questo è il mio CP, è un po' così che vuole sempre uccidere, vedete? Ma non è che dopo vi mangia, cioè lui vuole proprio uccidere, basta, è solo per il gusto di uccidere. È un CP un po' così. Cosa volete che vi dica? Vedete? Fa la figa, ma un po', vedi, è un po'... prima fa la dura, però dopo può avere un po' di paura questo CP. Avete, quante cacchio di mosche avete? Guarda che belli i vitellini, ma sono veramente belli i vitellini, tanto belli. Vi piace il mio CP? È un bel CP? Ah, ci facciamo una foto tutti assieme col CP? Anche tu, sì, che ti sei alzata, che hai sentito e facciamo la foto assieme. Allora aspettate un attimo che metto la fotocamera, fermela. Non so se sono venute le foto, mi dispiace che vi siete messe tutte in posa, però la GoPro mi ha dato SD error. Sapete che purtroppo la GoPro ha i suoi pro e i suoi contro, è un action cam un po' così, quindi sì, vedete comunque pubblicate nel video tutte quante, salutate, però niente, la foto non sono sicuro. Casomai prendiamo la foto dal video, la estrapoliamo, che comunque è in 1080p, quindi è una risoluzione sufficiente per una foto, capite? Sì, il cane è un po' maleducato, scusatelo. E poi facciamo così, ok? Dai, mosca, io volevo vedere i vitellini che poi ti hanno paura. Guarda che bello quello piccolino dietro, no, questi, cioè, anche questi due per carità, ma quello piccolino dietro è ancora più bello, guarda quanti. E anche quelli nascosti che hanno un po' paura. Ma avete paura del mio CP? Ma no, il CP fa tanto sbruffone, ma perfino con un alano si... Ma sì, anche con un alano si caga addosso, andate tranquille. Vedete? E lui fa tanto il figo e dopo... È un CP un po' così, è normale. Non avvicinarti, Gioia, che c'è il coso elettrificato, sai? Brava. Guarda il vitellino. E la mamma che lo tiene fermo. Hai visto che bello? Col colpetto di muso lo ha tenuto fermo. E l'ho rimandato indietro, bellissima sta scena, bellissima. Se non l'hai vista rimandala indietro. Va bene signore Wacche, è stato veramente tutto molto bello, però noi adesso andiamo, anche perché qui ci sono tante mosche, dopo noi un po' ci infastidiamo. Sì, io vorrei farvi annusare il CP, ma come faccio? Ve lo prendo in braccio? Allora spengo la GoPro, prendo il CP in braccio e vi faccio annusare il CP, ok? Purtroppo non posso riprendere perché non ce la faccio. Occhio CP come mangiano l'erba le wacche, tenta. Tu prendi l'erba così, tenta. Wacca, vieni qua, dai, chi la vuole? Occhio. Dai, sustega. L'altra la mangia, vieni qui, tu la vuoi, tu sei brava. Dai, che vergognina, l'avete fatto tutta prima, adesso devo fare il video, non lo fai più. Ma sei un po' finferla, dai, guarda qua. Guarda, dai che buona, vai. Niente, non lo vogliono più. C'è il cazzo elettrificato. Aspetta, ho fatto una cazzata, dopo loro si avvicinano. Eccola, ok. E il fiore, lo mangiate? Il fiore, qua? No. Siete un po' antipatiche però. Dai, vai con la lingua, occhio alla lingua. E là, niente. Vabbè, non lo fanno più, però prima l'hanno fatto. Adesso che c'è il video, sono timide, non lo fanno più. Va bene, salutiamo, ciao Wacca. Salutiamo il vitellino che è andato a nascondersi e noi sì, noi andiamo avanti, ok? Ci vediamo la prossima volta, ok? Ciao signora Wacca, guarda mosche che hai, ma anche a me stanno sulle palle le mosche, cosa vuoi che ti dica? Ciao vitellini belli, guarda che belli che siete. Aspetta che il CP mi va nel coso elettrificato. Ciao bellezze, ciao, noi andiamo, ok? Sì, ciao ciao. Sì? Ciao ho detto. Difatti, a prossima, ok? Oro, grazie di tutto, ciao!